È stata celebrata ieri con una messa solenne tenutasi in cattedrale la memoria del vescovo agrigentino San Gregorio, protettore degli studiosi e dei conservatori dei beni archeologici e architettonici. Durante la celebrazione la comunità ecclesiale e il Sor Optimis di Agrigento hanno voluto ricordare e pregare per le donne vittime di maltrattamenti, comportamenti persecutori, abusi domestici e aggressioni. La celebrazione è stata presieduta dal cardinale Luis Antonio Tagle, prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, una delle massime cariche dello Stato del Vaticano. L'aver potuto essere incluse nella celebrazione di ieri sera, ha affermato la presidente Margherita Trupiano, è stata per noi un grande privilegio per averci dato, il quale ringrazio la sensibilità del nostro arcivescovo Monsignor Damiano e Don Giuseppe Pontillo, fattosi portavoce della nostra istanza. Il cardinale Tagle è una delle più alte cariche del Vaticano e ha pronunciato un'omelia nella quale ha più volte riportato l'attenzione di una Chiesa gremita sulla tematica della violenza sulle donne, sottolineando che la società deve imparare nuovamente a saper guardare alle donne e porsi in posizione di ascolto per celebrare la fede. Per noi del Sor Optimis è stata una grande occasione per esserci in un modo diverso e coinvolgendo un settore, quello cattolico, che ha avuto modo di toccare con mano e diffondere il nostro impegno simboleggiato dal drappo rosso, la composizione di fiori gialli e blu, che il nostro labaro e il folto gruppo di Sor Optimiste presenti, contraddistinte per l'avere indossato un delicato e significativo fiocco arancione. La Chiesa Agrigentina oggi celebra la memoria di San Gregorio Agrigentino, vescovo di questa terra in anni lontani, anni in cui Gregorio scelse il Tempio che abbiamo nella valle come sede della cattedrale, dedicandolo ai Santi Pietro e Paolo, e così indirettamente ne ha anche salvaguardato un po' il deperimento naturale. Oggi ha presieduto la celebrazione, essendo qui in visita ad Agrigento, il Cardinal Tagle, prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione. Ha spezzato la parola del giorno, che ci proietta a compimento del Regno di Dio, essendo ormai al compimento di questo anno liturgico. E ci ha donato il suo commento, che ha messo al centro la nostra fede, provocandoci anche con delle domande, quasi a dire: siamo qui perché abbiamo fede, ma qual è lo stato di salute della nostra fede? No? Quanto sappiamo ascoltare la parola del Signore, trattenerla e quindi farla nostra e non farla scorrere come se fosse un liquido che scorre su di noi. Sì, un bel momento, un'assemblea attenta, e abbiamo fatto chiesa.